Allora, buonasera a tutti. Cominciamo perché il pomeriggio è intenso e fitto e alle 7 meno un quarto dobbiamo assolutamente lasciare il palazzo, se no dormiamo qua. E so che anche l'assessore Bianchi ha poi altri impegni, per cui direi che lascio la parola al presidente dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, che ci ospita e che ringrazio a nome di tutti noi, dei due club e della Presidente nazionale. Grazie. Brevemente, buonasera a tutti, benvenuti e benvenute, anzi soprattutto benvenute. Diciamo, per l'Accademia è un piacere ospitarvi, anche per un'occasione particolarmente importante. Io non conoscevo questo codice etico dell'atletica femminile, direi che è un momento importante non solo per l'atletica e per le signore, ma è importante anche per la città. Quindi abbiamo l'assessore che presenta e rappresenta il comune di Genova. Quindi vi auguro buon lavoro e arrivederci. Alla prossima. Chi? Pasqua. Eccoci. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Benvenuti e grazie davvero della vostra presenza. Come presidenti dei Soroptimist Club Genova e Genova 2 siamo veramente molto felici di essere arrivate a questo traguardo. Ed essere, diciamo, a presentare e condurre questo incontro in cui verrà presentata, quindi verranno presentati le motivazioni, i contenuti, le finalità della carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport. Ringrazio tutti i relatori presenti, la nostra presidente Adriana Macchi, la nostra presidente nazionale che è riuscita nonostante lo sciopero ad essere qui presente, l'assessore Alessandra Bianchi, l'assessore Corso, non so se sarà presente, non lo sappiamo, e l'avvocato Filippo Biolè, e poi Luisa Rizzitelli e Lara Lugli che interverranno online. Devo dire che il progetto Donne Sport, il progetto nazionale Donne Sport, ha avuto subito un grande successo all'interno dei nostri due club. Devo dire che l'abbiamo sostenuto con grande entusiasmo, perché è un progetto molto coinvolgente, molto stimolante, molto pratico anche, e devo dire che attraverso lo sport si possono realizzare veramente molteplici progetti, tutti molto di grande spessore. Quindi sin dall'inizio abbiamo sostenuto questo progetto e abbiamo lavorato appunto per arrivare a qui oggi. Quindi fin da metà febbraio ci siamo mossi appunto per la firma della carta etica da parte del Comune di Genova. Devo dire, la ringrazio anche se non la vedo qui presente, il consigliere comunale ai grandi eventi Federica Cavalleri, la ringrazio con molto affetto perché la conosco da una vita e devo dire che all'inizio ci ha un po' instradato su come muoverci in questo campo. E devo dire che i due club hanno lavorato con grande sinergia e questo è stato molto bello, nel senso che come sta succedendo anche per altri eventi o è già successo in passato, stiamo lavorando molto bene insieme, proprio con un grande spirito di collaborazione e quindi questo sicuramente è un grande vantaggio. Quindi io adesso lascio la parola all'assessore Alessandra Bianchi, assessore agli impianti ed attività sportive al turismo del Comune di Genova. Grazie.
Grazie mille, buonasera a tutti voi presenti, a chi è collegato. Un particolare piacere, oltre che un onore, essere qui in un momento così importante, perché per noi fin da subito la sottoscrizione di questa carta etica ha un significato particolare in un anno dove Genova è capitale europea dello sport, e quindi oltre un palinsesto ricco di eventi dal carattere nazionale e internazionale abbiamo voluto davvero diffondere la cultura dello sport inteso a 360 gradi con la S maiuscola. Dalle parole della dottoressa Galassi sono emerse già un po' di spunti che mi hanno fatto subito riflettere, no? Sulla parte della rete, del gioco di squadra, della trasversalità dello sport, ed ecco appunto una carta etica che ci permetta di portare avanti, valorizzare, cristallizzare davvero in maniera decisa da parte delle istituzioni, dell'amministrazione, ma con la rete in questo caso vostro di club, su una tematica importante che è quella della parità di genere, della parità di trattamento in un mondo, in uno sport dove negli ultimi anni sicuramente si è avuto una crescita del movimento femminile importante, ma è frutto davvero di un lavoro costante e di passi che guardano in questa direzione. Io faccio sport da quando sono piccolina, da quando ho 2 anni e mezzo, ho fatto due discipline molto diverse tra loro, uno il pattinaggio artistico e l'altro il calcio, quando il calcio femminile assolutamente non era al livello che è adesso, anche dal punto di vista di riconoscimento di diritti, di considerazione di chi guarda al mondo del calcio femminile, questo dualismo col maschile molto forte, e che purtroppo si è sempre portato dietro una disparità di trattamento importante. È stato fatto tanto, io mi rendo conto di essere stata anche una piccola goccia di questo cammino, che però ovviamente delle difficoltà le ho incontrate, perché dal punto di vista dello studio, della concezione proprio anche sullo sport in generale, lo sport toglie tempo allo studio, ma invece davvero penso che sia una risorsa, un valore aggiunto, perché come dice sempre il nostro sindaco presidente Marco Bucci, lo sport crea buoni cittadini perché arricchisce, perché insegna dei valori importanti che poi tramite il mondo dello sport si applicano davvero in ogni tematica, in ogni settore della vita di ciascuno di noi. Quindi noi come amministrazione abbiamo il compito, abbiamo il dovere di cercare di diffondere il più possibile, far sì che sempre più giovani entrano in contatto col mondo sportivo e ne possano assimilare i valori che esso veicola. Quindi un ringrazio le mie colleghe, sia l'assessore Corso, ma anche la consigliera delegata Federica Cavalleri, perché fin da subito abbiamo voluto portare avanti questo percorso che ha portato alla delibera di giunta di sottoscrizione della carta etica, e proprio anche a sottolineare di come le donne nel gioco di squadra poi riescano in obiettivi importanti e condivisi, e non dobbiamo assolutamente mai dimenticarcelo. Però non siamo da soli in questo percorso, perché tutte le tematiche legate alla parità di genere, al fair play, al rispetto delle regole e di tutta la positività dello sport, noi l'abbiamo sempre portata avanti anche con le istituzioni sportive. Abbiamo qui presente oggi il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, che anche col CONI ovviamente abbiamo il comitato etico, che già a livello nazionale il CONI è dotato di un organismo dedicato a questi principi, ma anche come Comune di Genova abbiamo negli anni scorsi deliberato un comitato etico dove fanno parte diversi soggetti del mondo sportivo, il garante per i diritti dell'infanzia, e quindi la carta etica di cui parlerete oggi, approfondirete tutti gli aspetti e tutte le tematiche, si inserisce davvero, è un tassello in un mosaico molto molto importante che ogni volta ci permette di arricchirlo sempre di più. Quindi ringrazio davvero entrambi i club Soroptimist e anche Assist, il collega Biolè, e mi piace anche farvi complimenti, perché non è un qualcosa di isolato, è un qualcosa che ha un prosieguo, è un punto di partenza per poi mettere a terra degli eventi, dare una continuità importante a partire dall'evento del 20 di novembre, dove anche con Stelle nello Sport ci sarà questo approfondimento dello sport al femminile, quindi testimonianze. Ritengo che davvero parlarne il più possibile, avere figure di riferimento che possano raccontare anche esperienze
sotto diversi punti di vista, dal punto di vista perché poi lo sport è da intendere in senso ampio, come atleti, come sport giocato, come discipline giocate, ma anche tutto il mondo dei tecnici, dei dirigenti, dei volontari, delle professioni, che sempre di più andando verso una specializzazione e una professionalizzazione di tutte le competenze allarga sempre di più il panorama di soggetti coinvolti. Quindi valorizzarlo il più possibile queste tematiche, coinvolgere più persone e sensibilizzare su aspetti che spesso purtroppo a volte ancora sono sottovalutati, e quindi vi posso solo che dire che noi come amministrazione ci siamo anche per portare avanti tutto quello che discende da questa importante sottoscrizione della carta etica, e sono sicura che sarà un'occasione per mettere a terra una progettualità importante e condivisa, perché lo insegna lo sport, il gioco di squadra permette di raggiungere grandi obiettivi. Grazie mille al Presidente nazionale, una presenza direi che accentua sicuramente il valore di questo convegno, e buon proseguimento a tutti, e davvero grazie e complimenti per tutto quello che fate nel concreto. Io, siccome la carta è già stata firmata ed è passata nella giunta, però simbolicamente volevo invitare l'assessore, magari se Adriana, se vuoi. Noi. Sì, ma l'angelo custode, la Presidente ci vuole. Allora, cominciamo i lavori congressuali, come si suol dire. Dunque, sono molto contenta di avere con noi la Presidente Macchi. Sono tanti anni che un Presidente nazionale non veniva a visitare i club genovesi. Domani avremo il nostro Interclub Ligure, per cui è stata tutta una bella combinazione che è coincisa con la fine dell'anno dello sport, che ha visto Genova capitale europea, con il nostro Interclub e con la firma della Carta Etica. Per cui abbiamo voluto cogliere questa occasione, e il programma prevede appunto che la Presidente Macchi racconti tutti i progetti intorno a questo tema donne e sport, che come diceva
Aurelia, ci ha veramente molto coinvolte, perché siamo comunque sportive, chi più e chi meno, cioè un tema che ci piace, che ci tocca proprio a livello esistenziale e che riteniamo davvero riassuma tantissime potenzialità, tantissime tematiche su cui poter lavorare. Per cui la Presidente Macchi ci racconterà in particolare appunto quali sono i temi toccati dal progetto Donne e Sport e come sarà sviluppato, perché naturalmente parliamo di un biennio, questo è solo il primo anno e noi abbiamo la fortuna di condividere il biennio con Adriana Macchi. Poi ci collegheremo con Luisa Rizzitelli, che ci segue da casa e che è presidente di Assist, che è l'associazione delle atlete che ha proprio costruito questa carta, per cui ci racconterà il tema della carta etica dal loro punto di vista, e l'avvocato Filippo Biolè, che appunto è il legale di Assist, entrerà nel vivo più della giurisprudenza, delle problematiche. Abbiamo poi invitato una voce, una testimonianza, vedo che è collegata. Buonasera, Lara Lugli, che ci racconterà la sua esperienza, che ha fatto un po' storia, perché veramente ha fatto emergere una problematica molto scottante, molto spiacevole. Io però vorrei aggiungere in questo programma, che deve comunque terminare entro le 7:15, ve lo ripeto, abbiamo il piacere anche di avere con noi il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, che pregherei poi di intervenire, se vuole intervenire subito raccontandoci. Ci fa un appello. Allora lasciamo la parola. Prego. Perché sì, mi avete detto poi possiamo parlare del safeguarding, però in effetti, e l'assessore Bianchi è coinvolta da noi, il giorno 14 con la Fondazione Milano Cortina, sapete avremo le Olimpiadi, presso il Salone Orientamenti, che quindi è un importantissimo incontro, CONI, cioè noi, Fondazione Milano Cortina, terremo una delle 21 tappe che hanno come tema Insieme per l'equità di genere nello sport italiano. Credo che proprio rientri nel tema di oggi e in quel programma io sono uno dei pochissimi maschietti, saluto, avremo Silvia Salis, il vicepresidente vicario, che molti di voi conosceranno, l'altro vicepresidente del CONI a livello nazionale, che è Claudia Giordani, è stata una grandissima sciatrice, e avremo Alessandra Bianchi. Ne abbiamo anche detto di fare una case history, visto che tu sei stata una calciatrice soprattutto, perché era una rappresentativa Ligure di calcio oltretutto, quindi lei minimizza, ma per l'epoca eri una star. Che ho conosciuto ragazza proprio effettivamente, e avremo anche Emanuela, un professore associato di scienze motorie, e Daniela Preda, che è il direttore del DISPI, Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali, con cui noi abbiamo messo su un corso triennale che è programmazione, governance e informazione dello sport. Quindi, come vedete, lo sport sta sempre più incidendo. Quindi siamo molto attenti al problema in generale, proprio col safeguarding, dell'integrazione, che non ci siano, diciamo, delle storture che riguardino il coaching, gli allenatori, i dirigenti, la vita dello spogliatoio, voi sapete è molto complicata, ma anche e soprattutto nei riguardi delle donne. Quindi vi invito, adesso manderò alle due presidentesse, perché è aperto questo incontro, sto cercando di avere la Fraschini come altro case history importante, quindi sono proprio tutte donne e quindi credo che si attenga a quello che è il vostro tema di stasera. Io vi seguirò un po', poi magari tornerò a casa mia da una moglie che ogni tanto mi reclama. Grazie. Abbiamo anche lei la nostra rivista, che così. Va bene, allora. Va bene, allora a questo punto invitiamo la nostra Presidente nazionale a tenere la sua relazione, che si intitola il progetto Donne e Sport, l'impegno del Sor Optimis per la diffusione della Carta Etica. Grazie Presidente, più che relazione io vorrei semplicemente raccontare come è nato e come si sta sviluppando. Presidente, lei ha ragione, la sensibilità è aumentata, ma non solo nel CONI, ma non abbastanza. Certamente, Assessore, lei ha ragione, il lavoro funziona solo se è un lavoro di rete. Ecco, noi siamo partite, noi
Soroptimiste siamo abituate a fare il gioco di squadra, siamo sportive, anche se non tutte noi pratichiamo lo sport. Noi siamo abituate a fare il lavoro di squadra, a fare il lavoro di rete e soprattutto siamo abituate, sta un po' nel nostro DNA da quando siamo nate, quelle di porci come metodo di lavoro quello di dover creare consapevolezza sui problemi e dover poi fare delle azioni di advocacy, quindi sostenere, stimolare le istituzioni perché si occupino di certi problemi e poi tradurle in action. Le famose 3A, le Soroptimiste lo sanno, awareness, advocacy and action, è un po' il nostro modus operandi. E ovviamente un'associazione come la nostra, che è un'associazione di genere, non è un'associazione generalista, ha tra i suoi obiettivi, questo dal 1921, quando non si parlava ovviamente dei temi di parità, ma i problemi come dire, di condizione femminile c'erano. Quando è nato il primo Soroptimist in Italia, le donne non avevano ancora diritto di voto, perché il primo Soroptimist italiano è del 1928, quindi voglio dire, certamente di strada ne è stata fatta molta e noi questo percorso l'abbiamo sempre seguito, lavorando per la valorizzazione dei talenti femminili e perché le donne possano realizzare singolarmente e collettivamente il loro potenziale. E ci siamo interrogate su questo mondo dello sport, in quanto tale non era un mondo per noi Soroptimiste, mi siete testimoni, non ci siamo mai occupate di queste tematiche. L'abbiamo osservato un pochino più da vicino e ci siamo resi conto che come dire, ci voleva una maggiore consapevolezza sul fatto che la strada da fare era ancora tanta. Siamo partite da uno spunto, come spesso capita di fare, 2024, 100 anni di Giro d'Italia, 100 anni di quel Giro d'Italia a cui partecipò la mitica Alfonsina Strada, che riuscì ad arrivare fino alla fine, naturalmente squalificata perché lei uomo non era, però ha portato a termine il suo giro. Abbiamo pensato di farle intitolare un francobollo, abbiamo fatto la richiesta al Ministero, il Ministero l'ha accolto e quindi per l'8 marzo 2024 abbiamo ricordato la figura di Alfonsina. Da lì siamo partite per fare un ragionamento, un'osservazione su questo mondo dello sport, dove ci siamo accorte che le discriminazioni sono ancora molto forti, dove i diritti hanno ancora bisogno di essere tutelati, dove ci vuole anche una nuova narrazione dello sport, che vuol dire naturalmente valorizzazione delle figure dello sport, ma anche un nuovo linguaggio. E poi naturalmente ci siamo accorti, l'abbiamo osservato, perché i numeri parlano, ahimè, abbastanza chiaro. Se di 48 federazioni soltanto 2 sono guidate da donne, qualche domanda ce la dobbiamo pure fare. E quindi ci siamo accorti che il gender gap è molto forte in questo settore e abituate come siamo abituate noi, l'abbiamo osservato anche dal punto di vista, avete detto bene Presidenti, questo progetto Donne e Sport, per quanto riguarda noi Soroptimiste, taglia molto bene tutti i nostri obiettivi, perché i nostri obiettivi sono quelli di education, e quindi questo, i valori dello sport da questo punto di vista sono un fattore importantissimo per sviluppare un certo tipo di cultura, quella nella quale crediamo noi, ma naturalmente anche contrasto alla violenza. Lei l'ha detto bene, questo incontro che voi fate, ma la tematica è molto forte, ma naturalmente intercetta l'altro obiettivo nostro dell'empowerment femminile, anche rispetto alle nuove professioni che lo sport può aprire. Quindi rispetto al tema della sostenibilità, rispetto al tema comunque dei diritti. Lo sport è entrato in Costituzione per le ragioni che stava dicendo lei, Assessore, per i valori che gli vengono riconosciuti. E allora è entrato in Costituzione, significa che lo sport è di tutti, lo sport è per tutti e quindi la parità di genere, che è un principio che deve essere declinato non solo perché lo dice l'obiettivo dell'Agenda 2030, ma perché è una perdita di risorse che non ci possiamo permettere. Non è più un problema di parità, è un problema di equità, è un problema di risorse che vanno disperse. Quindi intercettava assolutamente tutti i nostri obiettivi. Lo faceva in una, almeno credo, da come i club hanno reagito, perché hanno reagito tutti molto bene. Poi scherzo, non so se Luisa mi sente, sa quanto le nostre siano macchine da guerra, che vero Luisa, e quando partiamo
Andiamo, ecco, è vero, andiamo avanti, scherziamo sempre con Luisa Rizzitelli perché ecco, in questo percorso che abbiamo iniziato su Donne e Sport, ad approfondire le tematiche come siamo abituate, a informarci, a raccogliere i dati, perché bisogna partire dai dati, e questo è anche importante il messaggio, e ne parlerete poi quando andrete a illustrare la carta etica, che poi è per il superamento delle discriminazioni e dei divari, perché carta etica, sul fatto, sull'etica non credo che nessuno possa naturalmente essere in contrasto con i principi, ma nel momento in cui dai principi cerchiamo di tradurli in pratica, ecco lì le differenze si vedono, e lì di strada ce n'è da fare ancora parecchia. E su questa strada che noi abbiamo intrapreso appunto su Donne e Sport, è cominciare a guardare questo problema di rappresentazione delle donne e di rappresentanza, perché sono due appunto gli aspetti sui quali il gender gap si rileva. Abbiamo intercettato e abbiamo incontrato Assist, in particolare Luisa Rizzitelli, e l'incontro ha fatto scintille, vero Luisa? Abbiamo sottoscritto questo accordo con Assist per la promozione della carta etica, perché come dicevo prima, noi non solo azioni di advocacy, ma poi si tratta di tradurre anche in action nella pratica, e quindi noi siamo partite a gennaio con questa promozione della carta etica. Mi pare, Luisa, poi lo sai che i conti da noi è sempre difficile tenerli, ma sono quasi una cinquantina ad oggi. Ecco, mi correggono dalla sala, sono 60, perché Cristina tiene i conti meglio e segue da vicino. Ecco, io penso che sia un ottimo risultato questo. Le presidenti dicevano prima che erano molto liete, e io sono grata a loro di aver lavorato in condivisione tra club, e anche questo è un valore, anche questo è gioco di squadra, e le presidenti contente di essere oggi arrivate a questo punto di arrivo, ma che sappiamo benissimo essere un punto di partenza, non soltanto perché il progetto è biennale, è perché da qui devono partire tante nostre azioni, come stanno partendo sul territorio. Naturalmente bisogna trovare gli interlocutori giusti, quindi le amministrazioni, che devo dire però, da nord a sud, vero Cristina, me lo confermi, perché ne abbiamo sparse un po' per tutta l'Italia. Le amministrazioni hanno accolto tutte con grande favore. Naturalmente il terreno era seminato, la strada da questo punto di vista era già aperta. Si tratta però di rendere concreta questa rete, e di creare anche, questo lo dico alle nostre soroptimiste, una sorta di osservatorio di monitoraggio sui propri territori, perché è molto importante poi dai principi appunto andare concretamente a vedere quanto. Partiamo dai dati naturalmente, perché dobbiamo fare un'analisi sui dati, perché la carta offre anche degli spunti da questo punto di vista, proprio per il monitoraggio sull'utilizzo degli impianti, sul monitoraggio in generale sulla pratica sportiva tra bambini, bambine, donne, ecco, perché non dimentichiamo non solo i giovani, ma dobbiamo recuperare assolutamente la fascia, perché lo sport fa bene da tanti punti di vista, da tanti punti di vista ovviamente, e quindi anche il recupero della possibilità anche per le donne di fare attività sportiva è molto importante. Quindi appunto intercettiamo un po' tutti quelli che sono i nostri obiettivi, e su questa strada dobbiamo essere in rete con i nostri partner, assolutamente, ma dobbiamo fare anche un po' di più, quello che stanno facendo anche i nostri club, di lavorare anche su una nuova narrazione, anche per esempio intitolando, come stanno facendo molti nostri club, spazi, non solo impianti sportivi, ma vie e piazze intitolate a sportive, naturalmente. Portare le atlete, i nostri club stanno facendo molto questo lavoro di portare le atlete, sia diciamo normodotate che atlete con disabilità, all'interno delle scuole, perché sono delle role model importantissime per i nostri ragazzi, per i nostri giovani.
così come molti nostri club stanno lavorando per l'avvicinamento della pratica sportiva per le ragazze, per le bambine, pratiche sportive anche di sport, come dire, magari meno consueti per le ragazze. Il patinaggio artistico certamente lo è, il calcio a questo punto lo è, ma ci sono da sdoganare tanti sport minori, perché uno comunque degli obiettivi di questo progetto è non solo che lo sport sia anche inclusione e quindi prendere in considerazione anche la disabilità, ma anche gli sport cosiddetti considerati di serie B, gli sport minori, però bisogna farli conoscere e fare delle pratiche di avvicinamento ai giovani a questi sport. E quindi è come dire, è un programma abbastanza ambizioso il nostro. Vogliamo anche poi, abituate come siamo, cercare di misurare il cambiamento che saremo riuscite a provocare nei nostri territori. Ci stiamo già dando l'appuntamento per quando noi faremo il Consiglio nazionale del 2025, che si terrà, guarda caso, all'Autodromo di Monza. Vabbè, è venuta bene così, io non c'entro e non ho neanche avuto diritto di voto, però le Suore Ottimiste hanno scelto quello, e quello sarà il luogo dove noi chiuderemo con un convegno internazionale proprio dedicato ai nostri risultati. Approfittiamo del fatto di essere all'autodromo, questa appunto è venuta particolarmente bene, ed è questa la ragione per la quale anche il nostro bando di studi per la ricerca del bando 25ennale è stato dedicato a donne e sport, e appunto il bando che è appena uscito per finanziare delle ricerche sull'analisi quantitativa e qualitativa del gender gap nello sport, in modo che raccogliamo anche tutti questi dati, questi spunti che ci vengono dall'intorno, proprio per cercare di fare una fotografia e capire anche quali sono poi le buone pratiche che possono fare la differenza, perché è un po' questo che poi noi come società civile, come associazione, abbiamo questo tipo di compito, quello di sollecitare le coscienze, quello di suggerire delle buone pratiche. Per esempio sono anche contenta di aver fatto inserire adesso, in occasione del nostro rinnovo di protocollo con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Suore Optimist segue un progetto nazionale che si chiama Si sostiene in carcere, per la formazione professionale delle donne in carcere, per garantire loro un possibile sbocco futuro. E abbiamo inserito nel rinnovo di protocollo l'attività sportiva, così come la medicina di genere, come 2 elementi nuovi sui quali lavoreremo, e quindi i nostri club, coloro che lavorano nelle carceri, stiamo studiando anche un'ipotesi di, come dire, modellino, e questo lo faremo insieme al CONI, perché è il CONI che ci deve dare come dire, il know-how rispetto a questo tema, ma delle mini o grandi palestrine, a seconda di come saranno gli spazi che verranno messi a disposizione dalle carceri femminili italiane, perché anche le detenute facciano attività sportiva e, perché no, possano essere introdotte ad alcune professioni dello sport, perché anche questa può essere uno sbocco per loro. È un po' come siamo abituate noi a cercare di fare tenere insieme i progetti diversi, perché tutto si tiene un po' per ottenere dei risultati. Oltre che la rete di collaborazione, abbiamo anche bisogno di una rete di pensiero, un pensiero che cerchi nei limiti del possibile. Siamo come dire, bombardati da molte cose, da troppe cose che ci come dire, distolgono la nostra attenzione. Cercare di riportare un po' tutto al centro rispetto a quelli che sono i nostri temi. Ecco, questo è stato un po' lo spirito con il quale è stato lanciato questo progetto, e devo dire che i club l'hanno recepito non bene, benissimo, e stanno facendo un lavoro straordinario sui territori, quindi non siete voi a ringraziare me, sono io che ringrazio voi di avermi dato l'opportunità di vedere anche oggi come dire, la rete che avete imbastito, e sulla quale sono sicura che farete un ottimo lavoro. Quindi grazie a voi. Grazie.
Grazie davvero Adriana. Salutiamo l'assessore Bianchi, grazie ancora della sua presenza. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie Adriana per questo tuo sguardo a 360 gradi sul progetto e per gli stimoli che sempre ci dai come club. Ho il piacere adesso di presentarvi appunto Luisa Rizzitelli, fondatrice e presidente di Assist, quindi Associazione Nazionale Atlete, associazione che si occupa dal 2000 di diritti collettivi delle atlete e dello sport femminili. Luisa Rizzitelli è una professionista esperta di comunicazione, formatrice, è responsabile di Better Place, programma di Learning e Gender Equity Assessment per aziende, nonché responsabile ufficio stampa di Differenza Donna, ONG APS, storica associazione contro la violenza sulle donne. Ha ricevuto nel 2003 il premio Marisa Belisario e nel 2020 è stata inserita nelle 100 donne di successo scelte da Forbes Italia. Grazie Luisa, a te la parola. Grazie a voi. Io sarò veloce perché sono in una situazione imprevista, nel senso che dovevamo arrivare 2 ore fa con una Frecciarossa che invece ha un ritardo enorme e lascio il mio tempo all'avvocato Filippo Biolè, che per noi è un'eccellenza assoluta e oltre ad essere presidente della fondazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo è un giuslavorista straordinario, e lo lascio anche a Lara Lugli dopo, che è un'altra delle nostre attiviste. Però permettetemi di ringraziare Adriana Macchi per aver sposato questo nostro entusiasmo e tutti i club Sono Optimist d'Italia, e di abbracciare in particolar modo Genova oggi, perché avete fatto un lavoro straordinario, bellissimo, in una città meravigliosa, molto cara peraltro a me e alla mia famiglia, e penso che faremo tante cose insieme. Io vorrei proprio che Filippo e Lara vi raccontino perché è così importante la carta etica contro ogni forma di discriminazione, e voglio lasciare a loro, ascoltandoli, e visto che insomma sono lì e sono in una situazione meno faticosa della mia, il compito di spiegarvi perché siamo davanti a una parità presunta e per niente raggiunta. Quindi grazie alle Solo Optimiste di tutta Italia, siete la prova che le donne sanno lavorare benissimo insieme. Noi siamo fierissime e fierissimi di avervi al nostro fianco nella diffusione della carta, che sta arrivando veramente in tutta Italia a una velocità fantastica. Quindi permettetemi solo questo breve saluto. A Filippo Biolè. Avvocato Biolè. Si è autozittita a dire. Allora io chiedo a Filippo Biolè di venire. Allora, Filippo Biolè, avvocato, ed è stato appunto colui che ha scritto la carta. Ci racconterà esattamente come la genesi della carta. In ogni caso è responsabile dell'area legale di Assist, ma non solo questo, è una persona che ha moltissimi interessi e moltissime anche responsabilità a livello di civile, no? A livello di vita civile. È presidente di ANED, dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, è presidente dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, e presidente, come si diceva, dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, nonché anche agonista master di nuoto, ed è un carissimo amico che ringrazio davvero per aver accettato questo nostro invito. Ti lascio la parola. Grazie. Grazie a tutti e a tutte. Scusate, mi siedo perché ho un po' di fogli di carta che devo avere sotto controllo, perché altrimenti rischio di perdere non riesco a metterlo qua, forse non ci sta. Ci sta? Non voglio fare dei danni. Qualche problema logistico lo risolviamo così. Vi ringrazio molto. Allora, per questo spazio che mi viene concesso, io vorrei essere molto pragmatico, così come è stato l'approccio di chi mi ha preceduto nel parlare e che ringrazio sentitamente,
per la generosità dell'invito che ho accettato con estremo entusiasmo e ringrazio la mia presidente di Assist nazionale per la sua generosità, un po' dovuta a questo, diciamo, incidente di percorso che le impedisce di utilizzare il suo tempo, e cercherò di sostituirmi a lei in alcune delle informazioni che mi ha chiesto gentilmente di condividere con voi, perché sono quelle che danno tutto il senso dell'importanza dell'iniziativa assunta da Assist tempo addietro e che è stata sposata con così tanto entusiasmo da parte di Sor Optimist. Mi riferisco naturalmente alla carta etica che è appena stata firmata in diretta, anche se preceduta da atti formali della giunta comunale, benché Assist sia nota oramai come associazione nazionale a difesa dei diritti delle donne nello sport da oltre 20 anni e avesse già sfruttato la propria notorietà per la finalità principale, che è quella di tutelare i diritti, gli interessi delle donne nello sport, in una situazione che vede ancora la donna profondamente discriminata. Sembra paradossale, ma quel che accade ancora oggi a livello nazionale è un unicum in tutto il panorama sportivo mondiale. L'Italia è un'autentica vergogna per l'accesso che le donne hanno ai diritti nello sport. È stato detto poco fa. È un argomento che io non avevo toccato e sono giuslavorista prima di tutto, prima di tutte le altre attività. Ciò che mi dà il pane è l'attività professionale in qualità di avvocato che svolgo da oltre 25 anni, con una specializzazione in diritto del lavoro che mi ha visto assistere le aziende e i lavoratori e le lavoratrici in vertenze giudiziali dinanzi ai tribunali di tutta Italia. E io non ho mai visto, vi garantisco, in nessun comporto nazionale produttivo una distorsione di genere grave come quella che interessa lo sport da almeno 43 anni. La carta etica, e inizio a parlare subito di questo documento perché vorrei approfondire alcuni dei temi che esso tratta, è l'epilogo di un percorso che Assist ha seguito nel tempo in oltre 20 anni, come vi dicevo, della sua storia. È importante perché cala nel concreto, nelle realtà locali, creando delle connessioni importanti tra tutte le realtà locali, quindi a livello comunale, e non è detto che la carta debba essere adottata soltanto dai comuni, anzi è molto più importante che la stessa venga poi recepita dalle regioni per un'ovvia competenza delegata ai sensi della Carta Costituzionale a legiferare in materia di sport. Quindi questo è un primo passo, ma che si collega a quello di cui tra l'altro Sor Optimist mi risulta essere stata soggetto promotore in tantissime altre realtà comunali, tanto che la finalità principale, che in realtà viene messa nella parte terminale della carta, io ritengo sia quella da valorizzare il più possibile, perché è quella che crea rete a livello capillare, a livello locale. Le informazioni che emergono dalla carta danno una normativa che infatti tende principalmente a creare dei legami tra tutte le istituzioni locali affinché vi sia una collaborazione capillare sul territorio ai fini della promozione dei diritti delle donne nello sport, che passa attività che passa attraverso tutta una serie di attività concrete che non restano sulla carta, utilizziamo questo termine volutamente, perché il rischio qual è? È un po' quello che purtroppo le nostre istituzioni e la nostra politica commettono molto gravemente da troppo tempo, da quasi 30 anni direi. Abbiamo a che fare con una produzione normativa che spesso lancia messaggi importantissimi di obiettivi asseritamente raggiunti, soprattutto in termini di argomenti etici. Tra questi quello di le pari opportunità e l'uguaglianza dei diritti uomo-donna. Purtroppo si tratta di messaggi che poi vai a leggere i provvedimenti che dovrebbero dare corpo a questi intendimenti che ti trovi nelle relazioni alle commissioni che si occupano di redigere i documenti e di approvarli, senza che però poi vi sia una materiale costruzione della normativa che porti praticamente, cioè in termini effettivi, a compimento gli intendimenti che vengono inizialmente, diciamo, lanciati e
diffusi, divulgati alle persone. C'è una iperproduzione normativa che lancia messaggi di questo genere, ma che poi non raggiungono lo scopo. L'ultimo è, non a caso, la gravissima riforma dello sport che è stata promulgata nel 2021, mi riferisco al decreto legislativo 36, che poi ha avuto una serie di modifiche in epoca successiva, che dice delle cose meravigliose. Dice delle cose che per le quali abbiamo immediatamente esultato in Assist, perché pensavamo che dopo almeno 20 anni di attività divulgativa, accademica, ma anche in qualunque altro centro sportivo, universitario, insomma, dove siamo andati a parlare di queste tematiche, che io per primo da giuslavorista non conoscevo prima di 15 anni fa, diciamo, porta ha fatto emergere una grave distorsione, discrasia, ecco, tra le intenzioni e quello che poi concretamente ha trovato materia nella disciplina che è stata promulgata. Questa norma in particolare è aberrante, benché noi da Assist avessimo collaborato anche con coloro che ci hanno individuati come partner per poter avere un confronto per arrivare alla normativa che ridisciplinasse interamente con una sorta di testo unico la materia dei diritti nello sport e in particolare quelli principali, quelli assolutamente preeminenti, che sono quelli che garantiscono l'equità, il diritto del lavoro. Il diritto del lavoro nel decreto legislativo 36 viene trattato con una serie di messaggi che hanno il contenuto che vi ho detto poco fa, cioè per i quali si proclama il raggiungimento e l'equiparazione di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici nello sport, esattamente al pari di qualunque altra categoria di lavoratori e lavoratrici in tutti gli altri comparti produttivi nazionali, ma non è vero. E la verità è nero su bianco in alcune pochissime disposizioni che vanno dalla 25 in avanti di questo decreto legislativo, che smentiscono completamente la premessa maggiore di questo sillogismo. La cosa per la quale abbiamo quindi deciso di reagire, per la quale io per primo ritengo che la carta etica abbia un valore assoluto, è perché la stessa si qualifica, io credo, come un fortissimo strumento che arriva direttamente agli interessati, cioè a chi gestisce gli impianti. Stiamo parlando di gente vera, non il popolo, no? Le persone che fruiscono dello sport, i genitori che mandano i figli nello sport, coloro che gestiscono gli impianti e la pubblica amministrazione che dà in gestione gli impianti sportivi. Questi sono i soggetti che recepiscono la carta, a cui la carta parla chiaro. Non è un pezzo di carta che lancia dei messaggi vacui, lancia dei messaggi che devono essere tradotti in fatti concreti. E vado a braccio a parlarvi rapidamente di questi contenuti per poi fare, me lo permetterete, perché io credo che sia essenziale, una digressione di quello che è lo stato normativo oggi delle donne nello sport e del loro accesso allo sport e dell'accesso ai diritti nello sport. La Carta fa riferimento a tutto un enorme supporto normativo nazionale, sovranazionale, locale, quindi di natura, di rango superiore alla normativa di primo livello, a partire dalla Carta Costituzionale che, se Dio vuole, ha recepito l'importanza dello sport nella crescita psicofisica delle persone e della salute delle persone. La stessa fa poi riferimento anche a discipline, come vi dicevo, sovranazionali. Parliamo di ONU, parliamo di Comunità Europea. In tutte queste sedi non ce n'è una in cui tutti abbiano lanciato questo messaggio. Esiste una grave discriminazione di genere nell'ambito sportivo, che si poi manifesta anche in tutta una serie di ulteriori gravissime degenerazioni, che non riguarda quindi soltanto l'accesso allo sport, la pratica dello sport e il lavoro nello sport, ma porta, vi dicevo, anche alla gravissima degenerazione ammessa dalla sottocultura tipicamente italiana, secondo la quale la donna è in posizione deteriore e inferiore rispetto all'uomo, e cioè la violenza di genere. La violenza di genere che non è soltanto quella materiale nelle famiglie, quella di cui leggiamo nella cronaca nera, ma è anche la degenerazione che porta alla violenza morale in ambito non soltanto familiare e privato, diciamo, ma anche nell'ambito delle associazioni sportive. Gli scandali di cui abbiamo letto tutti, li conoscete, no? Non devo mettermi naturalmente a fare cronaca parzialmente nera. È evidente che peraltro questi temi che vengono toccati dalla Carta, perché la Carta seleziona anche queste tematiche sollecitando degli interventi di cui poi vi parlerò,
fa riferimento evidentemente anche a tutte quelle problematiche che possono crearsi nell'ambito sportivo, soprattutto a svantaggio della popolazione femminile dello sport, in tutte quelle manifestazioni che portano a problemi dismorfofobici, alimentari, eccetera, eccetera. Tutto per accontentare dei cliché, delle immagini che vengono propinate di cui i nostri ragazzi e le ragazze sono bombardati quotidianamente e purtroppo trovano, soprattutto nelle manifestazioni esteriori dello sport, dove la donna viene utilizzata prevalentemente non per il talento che ha. La donna non è talentuosa. Nei giornali la prima pagina, quando le donne vincono delle medaglie alle Olimpiadi, sono sexy. Le donne sono procaci, sono avvenenti e poi sono anche brave, quando si ha la compiacenza di sostenerlo. Sono tutte problematiche, vi dicevo, che trovano, secondo me, in uno degli articoli della Carta un momento importante di cui vorrei parlare come fosse uno degli articoli principali. È quello che mi sta molto a cuore, secondo il quale il Comune assume l'obbligo di creare un tavolo di confronto permanente nel quale partecipino tutti coloro che gestiscono le associazioni sportive, società sportive, ASD, eccetera, eccetera, alla presenza di quella che è una nuovissima figura introdotta introdotta nel 2021, ma di cui adesso si avrà attuazione pratica perché viene data alle associazioni una scadenza che è quella del 31 di dicembre di quest'anno, cioè i responsabili che devono occuparsi di tutte quelle situazioni legate alla violenza di genere in ambito sportivo. Dei responsabili che quindi devono svolgere delle attente attività di vaglio, di verifica, di controllo e di reazione tutte le volte nelle quali nelle associazioni sportive si creano situazioni di tensione o addirittura di molestie sessuali e altre situazioni degenerative, potremmo dire, etiche. Questo tavolo è importante e a questo tavolo partecipano quindi tutti, diciamo, gli stockholders che si legano, no? Attorno all'attività, anche perché ci si è resi conto dell'assoluta frammentarietà dell'attività gestoria dell'ambito sportivo, che rende necessario una regia. E questi tavoli di controllo sono essenziali. Accanto a questo vi è un altro articolo della Carta che io ritengo importante, che parla con questo di cui vi ho appena parlato, è quello che prevede che l'attività comunale venga, compatibilmente con le risorse economiche, naturalmente, a svolgere un'attività di monitoraggio di tutte quelle che sono le attività sportive svolte ovviamente nel territorio di competenza, nell'ambito delle attività sportive legate agli impianti dei quali ha la proprietà o comunque che si trovano sul territorio, privati e pubblici che siano, in maniera tale da poter avere un quadro diciamo completo, aggiornato di anno in anno, che renda possibile un intervento tempestivo per andare ad ovviare, a modificare, a intervenire appunto con dei correttivi in tutte le situazioni che manifestino delle discriminazioni di genere. Diciamo che il tema principale nasce da un bellissimo concetto che io trovo importante che venga registrato ed è l'uso delle parole, in questo caso, che può fare la differenza. L'articolo 1 della Carta parla di proprietà dello sport. Lo sport appartiene. Lo sport appartiene significa destituire, diciamo così, il mondo che ne sta sopra per restituirlo a coloro che sono i fruitori dello sport, bambini e bambine. E si parla innanzitutto dell'infanzia per poi arrivare all'adolescenza e poi al mondo degli adulti. Il fatto che ci sia un'appartenenza, che questo bene venga, come dire, diffuso innanzitutto come patrimonio dei più piccoli e delle più piccole, dà tutto il senso che la Carta poi ha nel suo sviluppo e dei 9 articoli di cui si compone. E io trovo che sia un pregio della scelta dei vari articoli quello in tutti gli articoli di nominare le varie categorie e le fasce d'età a cui si rivolge la Carta, soprattutto avuto riguardo alla premessa importante che viene fatta, dove si parla invece delle norme che sono quelle che vi menzionavo prima, che parlano, che diciamo prendono atto dell'esistenza di un problema. Perché le ultime rilevazioni in tema di accesso allo sport fanno emergere dei dati veramente preoccupanti, soprattutto ad una fascia d'età dei ragazzi e delle ragazze, cioè quella adolescenziale, che è quello peraltro più delicato perché è un momento importante di crescita in cui il corpo umano cambia, in cui i ragazzi e le ragazze devono prendere coscienza di sé e come meglio farlo se non durante l'attività fisica, in cui si percepisce fisicamente che il corpo ha una mutazione. Ecco, la cosa incredibile è che soprattutto nella fascia d'età fino ai 20-24 anni vi è una fortissima disparità
di accesso stesso allo sport, quale che sia la disciplina, non se ne fa una differenziazione. Poi lì c'è ovviamente il sottoproblema dei pregiudizi in merito al fatto che alcuni sport sarebbero prettamente maschili e altri femminili, e semmai ne parleremo. Ma il vero problema è che davvero vi sono decine di punti percentuali che staccano uomini e donne. E questo nel senso che ovviamente i maschi hanno maggior accesso allo sport rispetto alle donne. E questo credo che sia davvero un problema di cui si debba prendere coscienza e che non dipende esclusivamente così da una scelta di interesse particolare. Per carità, fosse una scelta libera, noi crediamo e riteniamo che si tratti di una scelta fortemente condizionata innanzitutto dai gravissimi pregiudizi che ruotano attorno allo sport. Perché lo sport, e di questo la Carta prende sapientemente atto nella propria disciplina, è connotato, anzi è io credo uno degli argomenti, delle materie, diciamo così, nei quali la differenza uomo-donna che nasce da preconcetti ha una manifestazione concreta particolarmente evidente. La stupidaggine secondo la quale alcuni sport sono femminili e altri maschili, che per fortuna lentamente sta franando, e lo dimostrano i numeri, e anche questi numeri, anche i dati economici, sta smentendo la sottocultura che è fortemente italiana, legata peraltro agli sport classici, non a caso prettamente dedicati ai maschi, e cioè al calcio, no? A detrimento di tutti gli altri, che porta con sé non soltanto il disvalore dell'attività femminile atletica nello sport, ma anche tutta una situazione deteriore di trattamento dei diritti dello sport, nello sport, scusate, che dovrebbero spettare alle donne. Perché? Perché laddove il legislatore, e adesso ne vado a parlare, è intervenuto con la nuova disciplina nello sport, prevedendo tutta una serie di nuove normative in materia squisitamente contrattuale, suscitando il panico autentico in tutte le associazioni e società sportive e federazioni per questioni squisitamente economiche, ha mostrato che la vera problematica è l'iniqua distribuzione delle risorse economiche in ambito sportivo, che nasce ovviamente da una sottocultura che vede alcuni sport destinatari di maggiori investimenti, perché sono quelli dove i numeri vengono gonfiati all'infinito. Il calcio e altri pochi sport sono quelli in cui i numeri economici sono giganteschi. Questo ovviamente va a detrimento di tutte le altre attività sportive e in particolare, soprattutto, a danno delle donne. Perché? Questo probabilmente non lo sapete, o forse alcuni sì, se hanno parlato con Luisa Rizzitelli, che è stata lei a illuminare me prima ancora che io andassi a mettere il naso nella norma per poi capire da avvocato che quello che mi diceva è assolutamente oggettivo, e cioè che la disciplina normativa dal 1981 proibisce alle donne l'accesso al professionismo sportivo. Situazione che oggi si riflette, immaginatevi la gravità di quello che ho appena detto, sembra sconcertante, è la verità. Il professionismo sportivo femminile non esiste salvo che nel calcio, che lo ha introdotto nella sua federazione ora, subito dopo che il decreto legislativo 36 del 2021 ha previsto un incentivo per coloro che avessero mai avuto idea e la velleità, prevista per la prima volta come facoltà, perché prima era un obbligo, oggi è diventata una facoltà delle federazioni di istituirlo, e parliamo di milioni di euro che soltanto il calcio ha potuto avere, potendo creare il professionismo sportivo e quindi far scattare gli automatismi normativi di cui ho intenzione di parlarvi. Avrete la compiacenza di tentare di seguirmi, spero di essere più semplice possibile, ma io voglio che vi pervenga il dato talmente oggettivo di quello che dico da far inorridire anche voi, come è successo a me 15 anni fa quando ho scoperto questa cosa. E non lo dicevo soltanto io, ma la dottrina, basta leggere i libri di diritto del lavoro. Allora, la distorsione nasce con il decreto, scusate, con la legge numero 91 del 1981. Sarò sinteticissimo, che parte per disciplinare essenzialmente il calcio per una situazione demenziale che si era venuta a creare in ragione del fatto che un giudice aveva bloccato tutto il calciomercato di quell'anno perché non si riteneva valido che si potesse pagare una controprestazione in denaro per il passaggio di un giocatore da una squadra ad un'altra. Immaginatevi in Italia questo che cosa diavolo potesse aver combinato. Parliamo ovviamente di miliardi di lire dell'epoca. Viene fatta quindi una legge
che parla al calcio soltanto, parliamo di 43 anni fa, facciamo mente locale su quello che era il mondo di tanti anni fa, no? Oggi addirittura sono i maschi che per fortuna si stanno appropriando di discipline sportive femminili, no? Paradossalmente il mondo, per fortuna, sta cambiando. 43 anni fa il mondo di cui sto parlando era questo, calcio e basta. Viene introdotta una disciplina nella quale si dice esiste il professionismo, esiste il dilettantismo, chi è in ambito professionistico si prevede una contrattualizzazione con dei contratti di lavoro subordinato, si possono anche prevedere i contratti autonomi, ma diciamo che se esiste il professionismo esiste quindi la tutela legata all'assunzione. Quando dico questo faccio perno al vostro immaginario e cioè al vostro contratto di lavoro stabile per poter avere attività lavorativa e controprestazione economica per vivere. Peccato che il legislatore di quei giorni avesse deciso di demandare alle federazioni il compito di riempire di contenuti questa norma. Cioè si diceva il professionismo esiste, ma chi definisce il professionista? Chi si riconosce nel professionista per poi automaticamente avere accesso alla norma di legge e al contratto di lavoro subordinato? Le federazioni. Bene, si è atteso 1 anno, 2, 3, 1000. Siamo al 43esimo anno successivo a quella norma e il legislatore non lo ha ancora fatto. Ad un certo punto una norma ha delegato l'attività definitoria al CONI e il CONI non ha obbedito. Perché? Perché ovviamente sarebbe scattato l'automatismo di vedere una parte di questo mondo dedicato allo sport, e non sto parlando solo degli atleti, sto parlando di allenatori, sto parlando di tutto un mondo che ruota attorno allo sport e che fa queste attività, sarebbe insorto, tra virgolette, avrebbe fatto valere i propri diritti, no? Cosa che non è stato possibile fare. Da allora, che cosa è accaduto? Il mondo professionistico è stato creato, sì, ma su 44 federazioni, soltanto 4 hanno istituito il professionismo. E il professionismo sportivo in queste federazioni è stato istituito solo per, indovinate chi? Uomini o donne? Solo per i maschi. Le donne sono state tagliate fuori dal mondo professionistico sportivo e la situazione, a valle della modifica legislativa con il decreto che ho nominato 1000 volte, non è cambiata. È rimasta tale quale. Ovviamente sono insorti tutto il mondo della dottrina e chi è riuscito a far battaglie, ovviamente trovando una resistenza fortissima in chi lamentava il fatto che se questo fosse mai avvenuto avrebbe reso necessario ricorrere a degli strumenti economici di cui società sportive non disponevano. Quindi se ne è fatta una questione esclusivamente economica. Ma qua la digressione non possono farla, visto che qua parliamo di carta etica e di etica del lavoro voglio parlare. Come si può sostenere e legittimare che dei lavoratori che svolgono attività lavorativa come dipendenti, ovviamente, non parlo del mondo del dilettantismo vero, che esiste e che non ci penserebbe neanche morto ad avere dei contratti di lavoro subordinato, perché utilizza lo sport, come posso fare io da master, andando in piscina per scaricare le tensioni, no? Come si può pensare che invece tutto il mondo che ruota attorno allo sport venga relegato ad una zona di confine e venga qualificato come figli di un dio minore per avere accesso soltanto a dei contratti di lavoro autonomo? Che sono i contratti di lavoro sportivo individuati dal legislatore con tutta una congerie di decontribuzione, defiscalizzazione e mancata applicazione di tutte le garanzie che sono ovviamente connaturate ontologicamente, legate ai contratti di lavoro subordinato? La giustificazione non esiste. L'articolo 3 della Carta Costituzionale, che prevede il principio di uguaglianza, fa riferimento alla possibilità di ottenere delle deroghe, ma ovviamente vi deve essere una giustificazione motivata. Qua parliamo di parità di prestazione lavorativa, di gente che mette a disposizione di una società sportiva tutta la propria attività lavorativa per avere un ritorno economico e sostentarsi. L'unicum italiano è quello che vede soltanto il nostro paese relegare questa categoria e condannarla alla precarietà sulla base quindi di un presupposto assolutamente inesistente o quantomeno non giustificabile, l'indisponibilità di fondi, ammesso e non concesso che questo sia il problema vero. Ovviamente attualmente c'è e il problema se ne prende coscienza e io per primo, nuotando dal Covid in avanti e dalla guerra in Ucraina in avanti, è evidente che ci siano dei costi che siano lievitati enormemente, che potrebbero, come dire, comportare un grave impedimento al sobbarcarsi di nuovi costi legati alla stabilizzazione dei rapporti contrattuali. Quel che io voglio dire però è che il decreto legislativo 36 del 2021 e successiva modificazione non ha risolto il problema, benché il legislatore lo dica.
e nelle premesse si dica ciò che poi non fa, perché si dice abbiamo finalmente ottenuto la parità di genere nello sport. Non è vero. La situazione è talmente grave che si dice una cosa per poi fare un'altra in maniera talmente smaccata a danno dei lavoratori che mi hanno visto insorgere assieme a Luisa, quando ci siamo recati più di una volta in sede consultiva nelle commissioni cultura di Camera e Senato, ad urlarla questa verità, quantomeno perché non ci si prendesse in giro, ma si prendesse coscienza del fatto che questa situazione addirittura a livello normativo fosse disciplinata, per portare addirittura alla registrazione della principale distorsione del nostro sistema, di cui tra un istante vi parlo. Poi davvero dammi dei cenni di vita, perché se poi parlo troppo mi devo fermare, non voglio assorbire tutto il tempo di altri, però è importante che si dicano queste cose. Vi dicevo, l'assurdo è che il decreto legislativo di cui vi sto parlando, dall'articolo 25 in avanti, dica: esiste finalmente il lavoratore nello sport, e questo è il manifesto, come dire, per cui tutti esultano. Finalmente ci si accorge che esiste il lavoratore e la lavoratrice nel comparto sportivo. Ottimo. Poi però si dice: al lavoratore dello sport si applicano un po' tutti i contratti. E uno va a leggere e dice: ma quali? Tutta la lista di quelli che sono i contratti che normalmente il legislatore ha fatto applicare per tutti gli altri comparti. Quindi sì, il rapporto di lavoro subordinato, il rapporto di lavoro autonomo, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito amministrativo e il contratto di volontariato, che è stata una sorta di nuova introduzione con dei rimborsi spese, eccetera. E io lì, quando leggevo la norma, ho detto: beh, daranno finalmente una definizione di professionista sportivo, che quindi ha diritto ad essere subordinato e assunto alle dipendenze del proprio datore di lavoro. No. Si dice che queste forme contrattuali vengono applicate laddove ne ricorrono i presupposti, parole testuali. E quando ne ricorrono i presupposti, il legislatore, pertanto, ancora una volta ha abdicato alla propria funzione definitoria. La definizione di professionista sportivo non c'è. E non c'è dall'81, non c'è nemmeno qui, il che significa che si impedisce che esista un automatismo per cui, se io ritengo di essere subordinato perché la mia prestazione è eterodiretta da un datore di lavoro che fa di me quello che vuole, io non posso rivendicare la subordinazione se il contratto non ce l'ho. E la cosa assurda, ulteriormente, è che il professionismo nello sport, questa volta si dice addirittura che è velleitario, può essere introdotto dalle federazioni se ne hanno voglia, e se lo fanno diamo anche dei soldi. Mentre, come vi dicevo prima, nell'81 almeno si diceva: il compito di definire il professionista è demandato alle federazioni. Oggi si dice: lo volete fare? Fate voi, semmai vi incentiviamo. Percepite la differenza, no? Quindi di fatto il legislatore, ancora una volta, il professionismo sportivo non lo definisce. E secondo voi, a chi viene dato il compito di scegliere la forma contrattuale più idonea da dare alle persone che lavorano nello sport? Al datore di lavoro. E secondo voi il datore di lavoro quale forma di contratto potrà mai scegliere? Quella più vantaggiosa per il lavoratore o per se stesso? È inutile che vi dica che io, in qualità di avvocato di una gran parte delle associazioni sportive, delle quali peraltro faccio parte, non appena è uscita la riforma, sono stato interpellato più volte e mi è stato chiesto quale fosse la possibilità di poter ricorrere ai contratti di lavoro autonomo per risparmiare più denaro possibile. Che è anche comprensibile, tanto più se il legislatore questa forma di precariato la incentiva. Quindi il problema si pone, c'è, è concreto e permane. Poi ci sono delle ulteriori distorsioni che hanno peggiorato addirittura le discipline rispetto a prima, anche per coloro che sono titolari del diritto di essere assunti. Vi basti pensare che sono state previste delle presunzioni di subordinazione solo in ambito professionistico, invertendo l'onere probatorio quindi in sede giudiziale, a ricorrere di condizioni che sono talmente rigorose da impoverire il patrimonio del lavoratore che rivendica la subordinazione quando lo vuole fare, perché si chiede troppo. Addirittura è previsto che il tempo che il lavoratore dedica alle competizioni, che è quasi tutto, soprattutto il preparatore atletico, che accompagna una squadra, non costituisca orario di lavoro. E si richiede però al contempo che un minimo orario di lavoro, affinché possa rivendicarsi la subordinazione, ci sia. È un controsenso. È di tutta evidenza che il legislatore questa macchina l'ha costruita in maniera tale da evitare il più possibile che la subordinazione possa far ricorso nelle varie situazioni in cui in teoria dovrebbe essere rivendicata, anche nelle situazioni in cui ciò sarebbe possibile. Digressione del giuslavorista. Se anche la gente lavora in nero e in ambito sportivo, come spesso succede in altri comparti, ma anche nello sport. Viene dall'avvocato Biolè e chiede: mi scusi, che diritti ho?
perché mi pagano, non mi pagano, mi chiamano, ma io sono sottoposto al potere datoriale e mi chiama tutti i giorni questo, devo svolgere attività. Bene, volentieri, facciamo una causa davanti al Tribunale del Lavoro, risponderei. Ma il legislatore ha previsto un'altra trappola. Ha previsto che in difetto di forma scritta di contratto, il rapporto si presume nullo. Ed esiste l'articolo 2126 del Codice Civile, per cui un contratto nullo non può convertirsi e l'avvocato Biolay non può chiedere la stabilizzazione giudiziale da parte di un magistrato di questo contratto. Al massimo può chiedere solo a titolo risarcitorio le pretese, diciamo, creditorie legate alla retribuzione, legate al pregresso, punto. Quindi la stabilizzazione non ha luogo neanche in questo caso. E poi c'è tutta un'ulteriore serie di deroghe, anche nelle ipotesi remotissime a questo punto, in cui si potrebbe fare ricorso al rapporto di lavoro subordinato, che discriminano tutti i lavoratori, donne e uomini quindi, del comparto, rispetto a tutti gli altri lavoratori di qualunque altro settore produttivo. Non si applica per esempio l'articolo 2103, non vi darà nulla del Codice Civile. Significa, è quello che stabilisce che il datore di lavoro non possa demansionare il dipendente. Oppure che il lavoratore che svolge attività di lavoro, diciamo, compatibile con un livello di inquadramento superiore possa rivendicarlo e quindi chiedere le differenze retributive, no? Nulla di tutto ciò applicabile. E poi, altra gravissima distorsione, nei contratti di lavoro subordinato nello sport, tutte le tutele relative al licenziamento non si applicano, non ce n'è nemmeno una. Quindi non la legge 604 del 66, non l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, così come modificato dalla Fornero, non neanche il decreto, infausto decreto Renzi. Non c'è alcuna norma che tuteli il lavoratore in caso di licenziamento, tanto che a me è venuto addirittura il dubbio che il licenziamento della lavoratrice madre previsto dalla legge 151 non trovi applicazione lì, proprio perché si tratta di una delle ipotesi di licenziamento nullo. Insomma, stiamo parlando di un argomento nel quale, no, spero di avervi dato il senso di quel che accade. Vi snocciolo degli altri numeri perché voglio ancora farvi inorridire. Questa situazione ha portato nel tempo, e lo vediamo davanti a noi tutte le volte che abbiamo a che fare con sport, soprattutto d'élite, ad una forma che è un unicum, anche in questo caso, ovviamente in senso deteriore del termine, rispetto a qualunque altro paese del mondo. Come fanno i lavoratori che dedicano tutta la loro vita allo sport e raggiungono le vette dello sport? Quando ci riescono, perché ovviamente questa situazione deteriore di contratto, non devo dirvi quale problema crei per l'accesso stesso allo sport, soprattutto per coloro che vogliono fare dello sport la loro vita, no? Allora, qual è il problema che si è creato? Scusate, qual è la soluzione che si è trovata nel tempo? Questi lavoratori nello sport per farsi una famiglia, che avevano dedicato lo sport a livelli d'eccellenza, si sono fatti assumere dai corpi civili dello Stato o dai militari. La famosa militarizzazione dello sport in Italia non esiste in nessun altro paese. Vecchi retaggi, fascisti, quello che volete. Il problema, però, è che a noi costa un pacco di soldi questa situazione. Stiamo parlando di circa 1340-1350 dipendenti che attualmente, almeno quantomeno nella relazione, il numero che ovviamente non mi sono inventato io, ma nella relazione parlamentare prima della promulgazione del decreto legislativo di cui stiamo parlando, no? 1340, 1600, un numero del genere. Sapete quanto ci costa all'anno di denaro che ovviamente viene destinato per i gruppi sportivi in queste sezioni civili e militari? 34 milioni di euro l'anno. Voi fate anche così perna quelle che sono le nozioni che si sanno in ordine a quello che è il denaro che da bilancio viene tutte le volte dato al CONI, o meglio, oggi a Sport e Salute. Si tratta di una somma di denaro gigantesca che va ad alimentare queste persone che ovviamente per fortuna hanno trovato almeno questi escamotage per poter vivere, ma ovviamente si tratta per lo più di persone che sono oramai, tra virgolette, in pensione dallo sport e continuano a percepire uno stipendio sino a che non andranno in pensione dalle forze armate o dagli altri corpi civili dello Stato. Ma questa è una deformazione e infatti speravamo che il decreto legislativo prendesse coscienza di questa situazione di cui avevo parlato in bicocca con una professoressa che poi ha messo mano al decreto, sperando che quindi sparisse questa normativa e che si prendesse almeno coscienza del fatto che la demilitarizzazione dello sport potesse essere un obiettivo, a vantaggio delle società sportive che lamentano ovviamente carenze economiche, ma di tutto questo non c'è traccia. Anzi, la cosa che mi ha come dire, un po' alterato è che ho trovato nella normativa addirittura il fatto che si dia per la prima volta a livello normativo, quindi di primo rango, una definizione dell'esistenza dei gruppi sportivi dove vi ho detto, quindi nell'esercito e nei corpi civili dello Stato, per differenza
nel senso che si dice che se ne prevede una quota a vantaggio degli atleti che appartengono diciamo alla categoria dei disabili. Quindi lo sport paralimpico prevede che una quota venga destinata in tutti i corpi civili, i gruppi sportivi nei corpi civili dello Stato e nell'esercito, e quindi questo dà implicitamente l'esistenza di questi gruppi come se fossero un'istituzione a questo punto normata, benché questa situazione che prima era un escamotage avesse avuto soltanto una sorta di imprimatur a livello amministrativo e di bilancio. Quindi questa norma addirittura ha cristallizzato, ha legittimato una situazione di stabilizzazione di rapporti di lavoro dello sport d'eccellenza con questo dispendio di denaro che in realtà dovrebbe essere destinato alle forze armate per ben altre attività. Situazione contro la quale ovviamente ci scagliavamo. Ora, vi rendete conto che alla base, alla luce dei dati che vi ho dato, è inutile che si continui a parlare della volontà di creare delle situazioni di parità. La parità non esiste e lo dimostrano anche numeri di cui ci scrivevamo poco fa con Luisa Rizzitelli, giusto per aggiornarli, e ce li siamo mandati poco fa sul cellulare, ve li dico perché sono gli ultimi aggiornati. Lo sapete quanti sono stati? Eccolo qua. I delegati, nella delegazione a Parigi alle ultime Olimpiadi, quante donne e quanti uomini? Come delegati, 71 donne su 449 delegati accreditati. È un numero che fa riflettere. Il 10% della dirigenza nelle federazioni, nelle società, è femminile. A livello locale c'è una donna a capo di una... Allora, è evidente che abbiamo a che fare con un problema del quale si è preso coscienza, quantomeno, ma a cui non è stata data una risposta efficace. E le donne in questa situazione hanno fatto le spese più di chiunque altro. Quindi sono ben felice che il mio comune abbia adottato la carta etica, perché almeno anche a livello comunale si prenda atto dell'esistenza di una gravissima distorsione, che passa, a mio modo di vedere, poi concludo, da un problema che è squisitamente culturale. E quindi occorre agire dove la cultura si fa, nelle associazioni sportive, negli istituti scolastici, in tutti i luoghi di aggregazione, dove quindi genitori e, diciamo, atleti, anche in erba, soprattutto i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine, come la carta etica dice, prendano coscienza dell'esistenza di gravissime situazioni discriminatorie che nascono da pregiudizi, all'accesso stesso ad alcune attività sportive anziché altre, affinché si capisca che questo mancato accesso dall'origine è quello che poi porta alla distorsione a livelli più alti, dove le discipline sportive non riescono ad avere del denaro semplicemente perché non hanno notorietà, ma perché non c'è una battaglia volta a far sì che quello sport di per sé abbia successo e vi abbiano accesso uomini e donne. E, diciamo così, il calcio progressivamente, come dire, rinuncia a un qualcosa di sé, a vantaggio di tutti gli altri. Anche perché in un comparto così importante come quello dello sport, che vale circa 3 punti di PIL ogni anno nel nostro paese, e dove le attività sportive sono tantissime, e dove tantissimi talenti non trovano spazio, perché non trovano nemmeno lo spazio per avere una sorta di serenità, no? Nella gestione del proprio tempo, anche e soprattutto quello lavorativo. Se non se ne prende coscienza subito a livello culturale, è evidente che l'evoluzione non ci sarà e non ci saranno più le spinte affinché vi sia davvero la distribuzione equa delle risorse, che secondo me è, come dire, compito anzitutto delle federazioni far sì che avvenga. Le federazioni che sanno di avere poca presa su un certo tipo di pubblico, e magari quello femminile in particolare, per tutte le prevenzioni di cui parlavamo prima, sono le prime a dover essere, a mio modo di vedere, interessate a tentare di ricevere più denaro possibile, ma non sotto forma mera di sovvenzione da parte dello Stato, ma con un'attività volta alla promozione dello sport, innanzitutto dalla base, dall'accesso, passando attraverso quegli stereotipi che devono essere cancellati, secondo i quali alle bambine certi sport non si confanno. E questo è il principale errore di quella carta prende atto, e rispetto alla quale tenta una strada che è quella culturale, a valle della quale io credo la soluzione possa progressivamente trovarsi. A mio modo di vedere siamo lontanissimi, come vi ho appena spiegato, anche perché la norma che vi ho commentato sommariamente è di 2 anni fa. Non vi sto commentando quella, l'ho fatto, di 43 anni fa,
ma vi sto dicendo che la normativa, sotto questo squisito profilo, cioè di accesso ai diritti legati ai contratti, ancora oggi manca. E non c'è nessun cenno di volontà di intervenire affinché questa situazione cambi. E questo io trovo che sia come dire, il pericolo, no? Di cui occorre prendere coscienza, affinché la popolazione, a partire innanzitutto dal livello locale e territoriale, faccia pressioni affinché gli investimenti siano quelli giusti, nell'ambito degli impianti, eccetera, eccetera. E la differenza lo fa, diciamo, la pressione che le persone, i destinatari dello sport, possono a loro volta fare, ma devono prendere coscienza della situazione nella quale vivono. C'è una situazione in Italia di discriminazione femminile che non ha eguali in nessun paese del mondo, e vi garantisco che, quando mi è stato chiesto di farle, concludo, le verifiche in altri paesi, in Germania, in Francia, in Inghilterra, le ho fatte. Esistono delle norme speciali, ma nella stragrande maggioranza dei casi nessun paese ha sentito, a differenza dell'Italia, l'esigenza di trovare una norma speciale per il comparto dello sport, perché in tutti gli altri paesi si fa banalmente riferimento al codice civile. Lavori alle dipendenze di qualcuno, sei dipendente, avanti un altro. Invece qua dobbiamo fare, no? I borbonici e prevedere situazioni complicate, discriminatorie, ok? Perché? Perché bisogna sempre assecondare questo e quell'altra spinta, il risparmio e le pressioni, e ne si vuole accontentare tutti, però poi lanciamo un sacco di messaggi propagandistici dietro i quali, mi dispiace, ma la sostanza non ha ancora trovato una corrispondenza effettiva con i nomi che vengono dati alle norme e agli istituti. Grazie mille. Che meglio di così non potevi Ce l'ho fatta? dare l'assist a Lara Lugli che sta Ci porti aspettando il e che presente? davvero è la voce che testimonierà le problematiche di cui ci ha parlato Filippo Biolè. È un ex pallavolista che ha fatto, che è stata professionista, se non sbaglio, adesso ci dirà meglio lei, ha giocato a partire dal 95 fino al 2019 in varie squadre in Italia e anche in Svizzera, e ha chiuso la sua carriera nel Pordenone in un modo che ci racconterà. Poi eventualmente vi lascio Filippo ancora qua perché, esatto, magari farete... ok, vi lascio la parola. Grazie Lara. Buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio per avermi invitata a questo evento. Sono dispiaciuta di non essere lì in presenza perché ogni volta per me è un'opportunità di incontrare persone impegnate, preparate, e ogni volta mi arricchisco sempre di più su questi argomenti, queste tematiche. E bravissimo Filippo che ha introdotto tutto alla perfezione. E la mia presenza qui è quella di quindi raccontare quella che è stata la mia esperienza, che è un po' il simbolo, l'emblema di tutti questi pasticci, sia giuridici che culturali, che ci sono in Italia. Ma non per questo un caso isolato. Ecco. Io, come è stato ben introdotto, sono stata una giocatrice di pallavolo per 25 anni. Ho dedicato quindi la mia vita alla mia passione, a questo sport. Quindi è successo che nel 2021, come avete detto, giocavo nel campionato di B1 in una società di Pordenone, e a marzo sono rimasta incinta. Quindi comunicato alla società questa situazione, come erano regolati i contratti prima, queste scritture private, il contratto si estingueva, e quindi insomma io praticamente ero licenziata. Solamente che il pagamento degli stipendi era rimasto un po' indietro, quindi mi mancava una mensilità precedente per la quale avevo lavorato, giocato, mi ero allenata normalmente. Quindi quando chiedo alla società il pagamento di questo stipendio mancante, la prima volta mi hanno proprio detto in faccia, se tu ci chiedi il pagamento noi ti citiamo per danni. Convinta quindi delle mie ragioni, visto che anche se lo sport, come abbiamo detto, non è mai stato classificato come professionismo, quindi senza nessuna tutela di un lavoratore autonomo, di un lavoratore subordinato,
io comunque l'ho sempre intesa come un lavoro. Io ho sempre avuto grandissimo rispetto per quello che facevo e del mio impegno, dell'impegno della serietà che ho sempre messo. Quindi, in accordo con il mio manager e il mio avvocato, ho deciso di chiedere un'ingiunzione di pagamento per questa mensilità mancante. A distanza di 2 anni da questa richiesta mi è pervenuta una citazione, come avevano detto, per danni, per aver creato un danno alla società, quantificato con lo stesso importo della mensilità. Questo è buffo, però, dicendo che la mia assenza avrebbe procurato un danno sia in termini di punti in classifica, di posizione di classifica, sia di mancati versamenti degli sponsor che, viste magari le partite perse, non hanno contribuito ad assolvere i rapporti che avevano intercorsi. Quindi, letta questa ingiunzione questa citazione per danni, decido di pubblicarla sui social e la notizia, ovviamente lo dico ora perché ne ho capito dopo l'importanza e l'entità, ha fatto quindi il giro del mondo. Tutti i giornali, tutte le TV si sono interessate a questa situazione e da qui è partito questo caso e questa grandissima vergogna per l'Italia. Come ho detto prima, il mio non è un caso isolato, è venuto a conoscenza ed è stato noto solo perché io, un po' per testardaggine, un po' per come ho detto prima, per la mia passione per il mio lavoro, ha fatto sì che non dicessi va bene, fa lo stesso. Non ho rinunciato a questo e ho lottato quindi per quelli che io ritenevo fossero i miei diritti. La causa si è conclusa con il versamento del dovuto, non siamo andati in tribunale, ehm, e quindi si è conclusa in questo modo. Il problema non si è comunque risolto. Il caso grave è stato anche per me il mancato intervento di quella che era, cioè di quella che era sì appunto la mia federazione, Federazione Pallavolo e anche del CONI stesso, perché un caso così importante su un tema della maternità nello sport, io credo non sia stato affrontato nel modo giusto. Nessuno delle istituzioni ha preso una posizione formale, ci sono stati dei contatti, sì, ma del tutto informali via telefonica, e questo mi ha veramente mi ha scioccato e mi ha anche un po' mi ha ferita, perché ho capito che, come ha detto anche Filippo, non c'è l'esigenza di trovare una norma che risolva questa situazione. Anche dopo il 1° luglio 2023, con la riforma del lavoro sportivo, di fatto per quanto riguarda la maternità non c'è stato nessun miglioramento. Il lavoratore sportivo adesso ha una dignità esistenziale dopo decenni, ma chissà quanto ci vorrà ancora per avere una dignità professionale, sostanziale di quello che siamo noi, di quello che facciamo noi tutti i giorni. Ed è una cosa gravissima. Quindi la situazione non è stata risolta. Sono passati quindi già 4 anni dal mio caso, ma proprio quest'estate una mia ex compagna di squadra, ci siamo sentite e mi ha raccontato un episodio gravissimo, che praticamente lei ha fatto la promozione dalla B1 alla Serie A e quindi l'impegno sportivo richiesto in palestra è aumentato, sarebbe aumentato, quindi lei avrebbe dovuto rinunciare a un piccolo lavoro che si era ritagliata la mattina. Ha richiesto un piccolo aumento di stipendio, se lo poteva permettere perché comunque lei era un giocatore fondamentale per la squadra, ha fatto un grande campionato, era già stata riconfermata senza problemi, quindi ci sta una riformulazione del contratto, visto che erano cambiati alcuni termini. Ma la cosa grave, la cosa pesante è stato che a lei non gli è stato detto no, non ti do l'aumento per tot ragioni, non ti do l'aumento perché abbiamo saputo che in spogliatoio una volta hai detto che presto vorresti avere un figlio. Quindi adesso
siamo sulle discriminazioni non solo per una maternità, ma per una presunta maternità. Quindi un atleta non si può neanche permettere di dire sì, un giorno mi piacerebbe avere figli. Quindi si viene discriminate per una cosa che deve ancora accadere, non si sa neanche se accadrà. Quindi questo è proprio l'esempio che niente è risolto, ma anzi, cioè, rimane la stessa situazione di 4 anni fa. Questo è anche un problema culturale che abbiamo in Italia, perché la maternità è considerata veramente un tabù per le atlete e fanno sentire le atlete in colpa per questo. La maternità è ancora intesa come una colpa. Quindi per risolvere anche questo problema culturale si deve partire da delle tutele legislative che mettano fine a tutto questo. Ora, io sono molto, questi interventi, questi eventi, la carta etica, sono tutte iniziative importanti che mi fanno ben sperare per il futuro, danno una speranza e vedere che ci sono tante persone, tante comunità che abbracciano questi ideali è di grande conforto sicuramente, però io mi aspetto sempre il mio sogno, non voglio dire utopia, però è quello di che ci sia un intervento serio sullo sport, perché dopo una vita passata in questo campo, io vorrei che per le atlete del futuro la situazione sia veramente differente, che non ci siano più tutti questi problemi e che sia considerato veramente un lavoro dal punto di vista anche delle tutele. Ringraziamo Lara Lugli davvero per questa testimonianza che veramente ci ha Grazie. messo di fronte a un fatto estremamente grave e concreto. Abbiamo forse ancora, non tantissimo, una decina di minuti, se dal punto di vista così dell'avvocato vuoi concludere con qualche commento. Grazie ancora a chi è collegato, Lara e Luisa. E lascio la parola allora Sì, per proprio ultimo a Filippo. veramente una chiosa, perché Lara ha detto tutto, ma vorrei che la voce del legale, tra virgolette, mi faccia un po' l'attore di quello che dovrebbe essere il mondo giuridico, no? A contorno di queste situazioni si esprimesse, perché per chi crede nei valori democratici, per chi crede nell'importanza del diritto in uno Stato di diritto, quale dovrebbe essere qualificato il nostro Paese, ma che di fatto vi abbiamo appena dimostrato non essere. La storia di Lara io credo che vada considerata emblematica di quel che può succedere. La sottocultura del nostro paese che vede la donna in posizione deteriore rispetto all'uomo, in termini valoriali, perché è di questo che stiamo parlando, arriva a punti di tale gravità da convincere un operatore del diritto, che è un mio collega, che ha fatto gli stessi miei studi, a partire da quelli costituzionali, sino a esaminare le norme del diritto del lavoro, per ritenere di mettere nero su bianco e di firmare un atto giudiziale in risposta all'ingiunzione che Lara ha fatto per ottenere i pochi soldi che le spettavano fino a conclusione del contratto di ingaggio, e ritenere che giuridicamente potesse essere supportabile una pretesa di natura risarcitoria che tecnicamente si collegava a un asserito inadempimento contrattuale che trovava sostanza nella maternità. E la domanda è: ma la maternità può ritenersi produttiva di un danno contrattuale per un'altra parte contrattuale, ma in qualsiasi ambito? La risposta è evidentemente no, ma sono finiti a parlarne davanti a un tribunale. Non sono comparsi, e Lara non lo ha detto, semplicemente perché dopo che ha pubblicato questo documento è stata fatta un'interrogazione parlamentare e qualcuno è andato a rispondere sul fatto che esistesse una problematica di questo genere e ci fossero dei giuristi che si sentissero legittimati
a far valere in giudizio una pretesa risarcitoria per conto di un datore di lavoro che pretendeva di aver subito un danno per non potersi garantire la prestazione sportiva di un atleta in quanto madre, che è un problema che in realtà è diffusissimo, ma in tutti gli altri settori. Ma qual è la differenza? Che in tutti gli altri settori esistono le tutele, esiste il contratto di lavoro subordinato. La donna madre, se Dio vuole, è tutelata, ma sono norme recenti, sono conquiste del Novecento queste, Ci sono anche quelle. Oggi per fortuna c'è l'escamotage delle dimissioni telematiche date da patronati che controllano che non ci sia una volontà coartata, ma il vero problema è che in assenza di queste norme, lo vedete, nel 2024 siamo ancora oggi a disquisire degli stessi problemi e non lo sapevo, ma Lara ci ha appena parlato di una sua amica che si è trovata esattamente nella stessa condizione. La maternità è un problema per il mondo produttivo e la donna è un problema in quanto potenzialmente madre. E non ci si rende conto di qual è il rischio se si continua a credere in un disvalore della donna nel lavoro e nel mondo produttivo. E in questo paese è ancora così in tutti i settori, non fosse altro per il fatto che, come ho detto poco fa, non ha la minima rappresentanza in quasi tutti i luoghi di potere. È vero che oggi abbiamo un primo ministro che è una donna, ma nessuno ha messo mano però davvero a situazioni di questo genere. Quindi probabilmente no, non c'è una presa di coscienza, paradossalmente nemmeno nel mondo femminile. Non vorrei fare digressioni su quello che è stato il voto elettorale in America delle donne. Un'altra digressione che vorrei fare, e poi ho concluso davvero, sulla questione economica, ma proprio perché dà un po' il senso di tutto, no, il discorso. Se le donne non hanno accesso ai contratti di lavoro subordinato e quindi alle tutele, tutte, che sono le tutele della maternità innanzitutto, che è ciò che distingue la donna dall'uomo, è diciamo l'aspetto più evidente, quantomeno in una carriera lavorativa. E non ha quindi tutele neanche come dire, in prospettiva, perché se non ha un rapporto di lavoro subordinato non ha un'equa retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, guadagna di meno e quindi che cosa mette da parte per il suo futuro? Spiccioli. Questo significa, in un sistema contributivo secco ai fini pensionistici, di vedere delle pensioni miserrime. Tutto questo in che cosa si traduce? In un permanere di una situazione cadetta della donna all'uomo. Esatto, ovviamente. Questa situazione di subordinazione della donna all'uomo la rende mai autonoma, non la rende mai indipendente. E qual è la prima deformazione? Ne parlavamo prima, che si ha tutte le volte in cui questa indipendenza economica la donna non la conquista nella società moderna, che deve subire le violenze domestiche, che deve recarsi nei centri antiviolenza quando può e quando riesce, perché altrimenti rischia tutto. Ed è soprattutto nelle situazioni di povertà, dove c'è povertà culturale anche, dove le donne muoiono ammazzate dai loro mariti, no? Perché devono sopportare le situazioni a cui vanno contro. E io ho conoscenze, sono sicuro anche voi, di persone, di donne, che mi vengono a dire di aver sbattuto la faccia contro la porta, perché so per certo che non hanno la loro indipendenza economica che consentirebbe loro di scappare da mariti violenti. Questo è un problema sociale gigantesco, perché sono quante? Lo leggevo l'altro giorno, 77 morti soltanto quest'anno? L'ho letto da qualche parte, non vorrei sbagliarmi, ma ne basta una, ovviamente. È un problema che quindi è legato, e guarda caso, nel mondo dello sport, e questo è ulteriormente emblematico, perché lo sport dovrebbe essere il luogo in cui nascono i valori, dove i bambini e le bambine percepiscono la loro uguaglianza, dove sviluppano la loro serenità psicofisica, dove esplicano i loro caratteri, dove capiscono i loro talenti, dove crescono e dove possono essere indirizzati per poter, come dire, dare naturale esplicazione delle loro inclinazioni, delle loro preferenze. Invece non hanno accesso neanche a quello. Tutto questo non avviene semplicemente perché non se ne prende coscienza e perché non si interviene come si vorrebbe solo ed esclusivamente per questioni di denaro. Questa è la verità. E di fronte al denaro l'etica muore. Da qui il senso della carta. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie tutti e due. Grazie a voi. Ci lasciamo nella commissione che bisogna lavorare tantissimo, appunto, che la strada era quella giusta
e che i problemi non sono solo sullo sport, ma che lo sport è culturale e su cui noi possiamo. Sì, anche i nostri progetti di educazione finanziaria proprio come contrasto alla violenza, ma dicevo, siccome il problema sì è certamente economico, prevalentemente economico, ma soprattutto culturale, ecco, noi, intendo noi società civile, noi associazioni come la nostra, molto possiamo fare, questo assolutamente sì. La differenza sì, infatti. Sì. C'è qualcuno che vuole intervenire ancora 5 minuti, forse? Qualcosina noi abbiamo presentato la carta etica, personalmente sono litigato, quello di Caserta, però effettivamente Salva Novara dove invece tutte le... Adesso sicuramente no, c'è voluta tutta che questa legge venisse approvata, che questo decreto legislativo trovasse la sua conversione, perché era stata una delega, era l'esito di una delega al governo, quindi il decreto legislativo ha questi connotati. Allora, l'unico, diciamo, spiraglio è che anche in alcuni di questi contratti autonomi sono lievemente migliorate le condizioni contributive a fini pensionistici, ma parlo di spiccioli, veramente di spiccioli, e che questi contratti di lavoro subordinato in realtà non conoscano praticamente applicazione pratica, questo è un dato di fatto. Quindi la norma c'è, diciamo che ha dato un po' una scossa di terremoto al mondo dello sport che era terrorizzato all'idea che invece ci fosse un'iniziativa ben più coraggiosa di cui tutti eravamo in fervida attesa, ma c'è voluta tutta che si arrivasse a questa norma, ne dubito che quantomeno stando ora le cose così come sono, ci possano essere degli interventi normativi che aggravino, perché questo sarebbe poi l'epilogo, aspetti economici così importanti per lo stato di fatto di tutte le società sportive, no? Tanto più in una situazione che vede il governo in gravissimo affanno sotto il profilo economico, ce ne stiamo rendendo conto leggendo le norme relative alla manovra finanziaria, stanno tagliando a tutti i ministeri, vi potete immaginare se metteranno mai a disposizione delle risorse per fare le cose che ci aspettiamo. Filippo, non so se mi sentite. Sì, Luisa, vai, parla, sei tornata. No, volevo solo ringraziarvi e dirvi che poi ci sono delle richieste che però noi vogliamo proprio fare Consor Optimist al mondo dello sport, cioè non ci basta sentire che ci sono 2 donne vicepresidenti, vogliamo sapere se ci sono dei tavoli istituzionali ai quali vogliamo sederci per parlare di questi temi e trovare delle soluzioni, perché se in 100 anni di sport non c'è mai stato un presidente del CONI donna, se su 48 federazioni abbiamo una presidente di federazione, se ne abbiamo solo una nei comitati regionali del CONI su 20, il problema c'è ed è gigantesco, ma va affrontato con delle strategie precise. Quindi vogliamo che le cose vengano fatte, non ci serve il pinkwashing della parità di genere, ci servono tavoli istituzionali e cose concrete e sappiamo che con Consor Optimist potremo chiedere anche questo. Una legge golfo per lo sport, da questo punto di vista, Luisa, una legge golfo sullo sport. Allora, in realtà la legge sulle... È la punta dell'iceberg, naturalmente, però ci può stare. Genere, antigenere. Sì, diciamo che la legge sulle quote antidiscriminatorie di genere nei consigli federali, che sono i CDA,
delle federazioni è stata fatta 2 anni fa ed è l'unico dato dove abbiamo migliorato i numeri, però abbiamo ancora dei dati bassissimi nei livelli apicali di presidenza e sono ancora bassissimi i dati sulle allenatrici, sulle dirigenti, sulle presidenti di federazioni, sui ruoli apicali periferici. Quindi lì purtroppo non basta una legge contro le quote di antidiscriminatorie di genere, serve che ci sia un impegno preciso delle istituzioni a voler capire perché le donne non ci sono, cioè siamo stufe di sentirci dire che sono le donne che non vogliono, è evidente che non vengono messe in condizioni di poter partecipare alla dirigenza sportiva, ci vuole proprio poco a capire perché, tra l'altro, perché io faccio sempre un esempio sulla mia professione, ma quando sono stata responsabile marketing di molte società sportive di altissimo livello era assolutamente normale mettere le riunioni il venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Adesso questo è un orario che va benissimo se non hai problemi di figli o di cura o comunque se anche vuoi farti un ritorno nella nebbia d'inverno. Io a queste cose, come tante altre donne, ho rinunciato. Cioè basta poco, basta veramente parlare con chi questi problemi li conosce e li vive ogni giorno. Noi non abbiamo in Italia, a opera del CONI, neanche un tavolo istituzionale tecnico su queste cose. Insomma, è ora di farlo. Sono 30 anni che parliamo di questa roba. Sì, hai ragione, siete un po' stufi, sta dicendo qui dalla sala. Che dobbiamo chiudere perché, come si diceva, è tempo. Così. Grazie ancora. Continueremo a parlare anche domani di questi temi e ci auguriamo di poter davvero dare un contributo, almeno parlo, ma per carità. Sì, Luisa lo sa che siamo al loro fianco e che quindi bisogna semplicemente strutturare bene le azioni che possiamo portare avanti anche in termini di costituzioni di lobby, perché non soltanto Luisa dal punto di vista che potrebbe essere inteso come sindacale, cioè quello che voi fate giustamente come rivendicazione anche del ruolo delle atlete, ma in termini di advocacy più generale, quella che possiamo fare noi. Credo che questa possa essere un po', vero Luisa, la possibile chiave di volta, il possibile cavallo di Troia, non so come dire, però perché non venga percepita e recepita come una rivendicazione di tipo contrattuale, ma una rivendicazione in termini di principi e Certo. di diritti. Questo credo. Bene, grazie davvero a tutti, grazie Luisa e ci vediamo domani con la maggioranza di voi.